Buongiorno, bentrovati per la nostra rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani nazionali e regionali. Incominciamo questa volta con i regionali, anche perché andremo subito sul nostro sito, perché la notizia della mattinata di oggi è stato il terremoto in provincia di Catania alle 7:05. Andiamo subito sulla nostra app, quella di Sicilia Web, che vi facciamo vedere con il titolo principale, appunto, la sveglia con il terremoto a Catania e provincia con Trantino che chiude le scuole, l'intensa scossa di magnitudo 4.5, l'epicentro a nord di Ragalna. Ci sono tutte le altre notizie che trovate sul nostro sito, questa è l'app che potete scaricare sui vostri dispositivi e attivare poi tutte le notifiche, ovviamente, per avere le notizie in tempo reale. Vi porto subito proprio sulla prima pagina del nostro sito, perché tramite la prima pagina andiamo a vedere quelle che sono le notizie principali che trovate proprio sul sito, proprio partendo dal terremoto. La sveglia con il terremoto a Catania, Trantino che chiude le scuole, tutte le notizie della chiusura appunto delle scuole. Innanzitutto, come avete sentito dal nostro telegiornale, magnitudo 4.5, 7.0 alle 7:05 della mattina, a profondità di 4 km nella zona a nord-ovest di Ragalna, con la scossa che è stata chiaramente avvertita dalla popolazione in città. Scuole chiuse a Catania per effettuare i controlli sugli edifici, ma anche in tanti comuni del catanese. Per esempio, lo leggiamo a Cicastello, Adrano, Belpasso, Biancavilla, Gravina, Ragalna, San Gregorio e Tremestieri Etneo. A Ragalna ci sono danni ad abitazioni e a strutture pubbliche, sono in corso accertamenti e verifiche da parte dei vigili del fuoco e dei tecnici comunali. Questo ha detto il sindaco Antonio Caruso. Nessun intervento è stato richiesto al momento alla sala operativa dei vigili del fuoco della provincia. Dopo il sisma, il dirigente generale della protezione civile regionale, Salvatore Cocina, ha disposto l'attivazione immediata di un monitoraggio telefonico attraverso il servizio emergenza per verificare eventuali criticità che appunto si possono trovare nella provincia di Catania dopo quello che è successo appunto in mattinata. Restiamo sulla prima pagina del nostro quotidiano, del nostro sito di Sicilia Web, perché vi faccio vedere anche altre notizie che trovate proprio sul nostro sito, aggiornate in tempo reale. Le trovate di spalla, le scuole chiuse perché c'è stato appunto questo provvedimento, anche se la circolazione in circonvallazione resta difficile lo stesso, l'avete visto anche nel corso di Buongiorno Sicilia su Antenna Sicilia. E poi l'aggressione in piazza Stesicoro con le ordinanze per 6 minorenni. Sono le notizie della mattinata di oggi. Poi si torna invece su quello che affronteremo, il tema che affronteremo nella seconda parte della nostra rassegna stampa, andando a parlare di Sigonella e Muos coinvolti nella guerra. Questo appunto è ciò che si chiedono alcuni esponenti della politica siciliani con la Sicilia a rischio, ma ne parleremo fra poco. Intanto andiamo adesso invece sulle pagine dei quotidiani, perché vi faccio vedere le prime pagine partendo dalla Sicilia di Catania, anche perché vedrete che ci saranno delle prime pagine in cui le notizie che arrivano dall'estero sono sicuramente di primaria importanza, anche perché, ne abbiamo parlato nei nostri telegiornali, coinvolgono direttamente anche noi, ad esempio con l'aumento delle spese dell'energia e fattivamente della benzina, quello di cui ci accorgiamo praticamente ogni giorno, ogni minuto che passa, con l'aumento del servizio alle pompe di benzina. Andiamo sulla Sicilia per vedere i titoli principali del quotidiano catanese, partendo da Teheran. Sotto le bombe di Trump, l'Iran che colpisce il consolato degli Stati Uniti a Dubai, droni anche su 2 basi francesi in Medio Oriente. Ne parleremo appunto nella nostra rassegna stampa internazionale che faremo nella seconda parte. In questo caso la crisi energetica, gas, cibo, l'Italia al sicuro, Sicilia con i porti
in Paul con sale l'inflazione, intanto col blocco dello stretto di Hormuz e del Mar Rosso le navi cambiano rotta e se ne potrebbero avvantaggiare i porti siciliani, questo è un tema. Abbiamo visto anche dal nostro sito, così il MUOS guida i missili statunitensi nel Golfo. Andiamo a vedere adesso il Giornale di Sicilia. Anche nel caso del quotidiano palermitano l'apertura è dedicata alla guerra in Medio Oriente, perché così possiamo dire, non solo in Iran, visto che viene coinvolta praticamente tutta la zona medio orientale, perché l'Iran risponde, colpisce le nazioni che sono vicine a lei e che chiaramente non appartengono alla sfera appunto dell'Iran. Sul Giornale di Sicilia il titolo è questo, diluvio di bombe, ma il regime non crolla, la Repubblica Islamica continua a contrattaccare e punta a rinnovare la leadership. I mercati terrorizzati da questa escalation, nella tempesta volano i prezzi del gas e del petrolio. Ci dovremo abituare nei prossimi giorni, perché i titoli, lo vedete, sono molto simili a quelli che abbiamo visto anche nella giornata di ieri, perché chiaramente la guerra fa rima con aumenti dell'energia, visto il blocco di quello stretto appunto dove l'energia, da dove passano tutti gli approvvigionamenti energetici. Gazzetta del Sud, anche in questo caso il titolo: le città dell'Iran sotto le bombe, Europa senza una linea comune, volano petrolio e gas, mercati ancora nella bufera, bruciati 565 miliardi, con Milano che perde il 4%. Per le notizie di Messina andiamo di spalla con il market di droga Rione Giostra, in Cassazione poche conferme. Dalla Gazzetta del Sud all'altro quotidiano regionale, che è la Repubblica di Palermo, in questo caso ci si concentra sulle attività regionali, su ciò che succede nel nostro territorio, partendo dalla sanità. Andiamo a vedere appunto lo scontro sulla poltrona più ambita. I partiti della maggioranza si dividono sulla nomina del direttore generale e l'assessore resta in bilico, un tema, questo della sanità, che viene spesso trattato da Repubblica Palermo. E poi l'altra notizia che avete sentito anche nei nostri telegiornali, con il racket che torna a fare paura, in fiamme a Brancaccio il deposito dell'imprenditore Zappulla, fece arrestare i suoi estorsori, alta tensione nella periferia orientale di Palermo, pesano in tal senso le presenze dei boss scarcerati. Andiamo adesso nelle pagine interne, restando sui temi che abbiamo trattato, partendo dalla situazione di Sigonella e del MUOS, e da una pagina interna della Sicilia che vi racconta, vi fa capire come da parte della base appunto del MUOS a Niscemi c'è un controllo dei missili e dei droni degli Stati Uniti. Sono le antenne dell'impianto appunto della US Navy, non è una base ma appunto un impianto, sono in grado di comunicare in tempo reale con le portaerei e i sottomarini nucleari dispiegati nel Golfo Persico e indicare bersagli e rotte alle forze armate. Con il MUOS a Niscemi anche questa scheda tra potenza militare e rischi per il territorio, ne abbiamo parlato spesso e volentieri nei nostri telegiornali appunto dei rischi. Poi c'è la questione legata al rientro degli italiani e dei siciliani, anche in questo senso ne parleremo nella nostra rassegna internazionale, ma vediamo che dal Golfo sono previsti voli speciali da Oman ed Emirati per garantire agli italiani un rientro, e c'è anche il monito del Presidente della Repubblica: non rassegnarsi alla deriva. Tratteremo di tutti questi argomenti nella seconda parte della nostra rassegna stampa. Intanto andiamo alle notizie di casa nostra, le notizie regionali, partendo dal racket. Ne abbiamo visto poco fa il titolo su Repubblica Palermo, andiamo a vedere il servizio all'interno del quotidiano con il racket a Brancaccio, l'imprenditore che denuncia rogo nel suo deposito, attentato a Giovan Battista Zappulla che aveva fatto arrestare gli estorsori, a fuoco 4 furgoni nell'officina vicino casa di padre Pino Puglisi. Ieri poi la notizia l'altro ieri, la notizia della morte
di Nitto Santapaola, chiaramente una notizia che continua a essere ribattuta dalle varie testate, soprattutto perché si pensa a quello che può essere il futuro in tal senso. Allora sulla Sicilia, morto un capomafia, se ne fa un altro. Ecco gli eredi al trono di Santapaola, la linea di comando nel segno del sangue blu, fra virgolette, incrociando inchieste e scarcerazioni, con le foto al lato appunto Nitto Santapaola e sopra il figlio maggiore Vincenzo al 41 bis e Roberto Vacante, nipote acquisito del capomafia, morto appunto, il capomafia morto lunedì a Opera. Stessa cosa troviamo pressappoco su Repubblica Palermo. Anche in questo caso si parla dell'eredità che lascia, fra virgolette, che lascia Santapaola, affari milionari, ecco il titolo che troviamo nelle pagine interne, e presenza capillare sul territorio. E questa appunto l'eredità che lascia Santapaola. La mafia etnea non è piramidale, resta sommersa. Russo, ultimo reggente del clan, arrestato nel 2024, era un incensurato. Per cui queste le notizie che riguardano indirettamente chiaramente ciò che succederà dopo la morte di Nitto Santapaola. Intanto ieri le ruspe hanno abbattuto, e ritorniamo sulle pagine della Sicilia di Catania, l'ecomostro del clan, e dunque si dice che sia una vittoria dello Stato, iniziata in contrada Murazzo Rotto, la demolizione dell'edificio riconducibile al boss Sangani, addio a 40 anni di abusivismo. Lo vedete anche nelle foto, avete visto anche il servizio nei nostri telegiornali. Restiamo sulle questioni legate alla nostra regione per parlare di politica legata alla sanità, un tema che ritorna soprattutto sul quotidiano Repubblica di Palermo, e che andiamo ad indagare attraverso appunto le pagine interne del quotidiano. Una partita da 10 miliardi, si legge, con il centrodestra che si divide per il direttore della sanità, il posto che è rimasto vacante dopo il trasferimento di Iacolino a Messina, ma resta in bilico anche la posizione dell'assessora Faraoni, un tema che si incrocia, questo appunto, a tutte le inchieste legate alla sanità negli ultimi anni. Qui stiamo parlando ovviamente invece di assessorato e di direzioni in tal senso della sanità in Sicilia. Ci fermiamo per la prima parte di questa nostra rassegna stampa, ritorniamo fra pochissimo, andremo a leggere le novità che vedremo sulle testate nazionali e anche sui siti nazionali. A fra poco. Di nuovo in diretta per la seconda parte della nostra rassegna stampa, che cominciamo andando a leggere quelle che sono le ultime notizie attraverso il sito dell'ANSA, le ultime notizie a livello internazionale, chiaramente di quello che sta succedendo in Medio Oriente. Abbiamo iniziato la nostra rassegna stampa invece con le cronache regionali. Andiamo dunque sul sito dell'ANSA con questo titolo, raid degli Stati Uniti e Israele, chiaramente su Teheran. L'Iran non negozia con gli americani, a dichiarare che c'è stato questo raid è il consigliere capo della defunta guida suprema Ali Khamenei nel quinto giorno del conflitto in Medio Oriente. In corso nuove operazioni intanto contro Hezbollah a Beirut. Intanto i media del Libano parlano di colpi che arrivano in edificio a Baalbek e in un hotel a Beirut, con numerosi morti. Un fronte della guerra che si allarga. Intanto è stata scelta la nuova guida per quanto riguarda l'Iran. Si tratta di Mojtaba, è il successore di Khamenei, ha 56 anni ed è il secondogenito, il figlio, considerato il figlio più influente ma anche chiacchierato in tal senso. E ricordiamo che ieri c'è stato
almeno secondo alcune fonti, un attacco proprio durante l'assemblea che sceglieva la guida suprema dell'Iran, un attacco che non è stato confermato invece da Teheran. Vi lasciamo adesso il sito dell'ANSA per tornare invece ai quotidiani, perché poi c'è la posizione, che è importante, dell'Europa e come l'Europa si sta schierando nei confronti degli Stati Uniti o dei rapporti diplomatici che tante nazioni hanno con quelle altre nazioni che vengono colpite in questo momento da Teheran, per fare un esempio, come Dubai o l'Oman. Andiamo adesso sul Corriere della Sera, perché c'è questo titolo che inquadra la situazione della guerra in Medio Oriente in questo momento, con le navi e i jet europei in azione. Macron che invia la portaerei nucleare De Gaulle, Macron che ricordiamo 2 giorni fa ha detto che sarà aumentato l'arsenale nucleare della Francia. Basi Trump contro Sanchez e Starmer, stiamo parlando della Spagna e del Regno Unito. Non è contento il leader americano dell'appoggio che non ho avuto, secondo lui. Tajani intanto valuteremo, dice, dopo il raid sull'assemblea l'Iran sceglie la guida e appunto il figlio di Khamenei, abbiamo letto, colpite intanto sedi diplomatiche degli Stati Uniti. La posizione dell'Europa, perché Parigi si muove, l'abbiamo visto anche con le dichiarazioni di Macron, lo ritroviamo anche sulle pagine del Corriere della Sera, con il risico del Golfo, così leggiamo, difese antiaeree verso Cipro, Israele e Stati Uniti fuori dal diritto internazionale, ma dobbiamo proteggere i nostri alleati. Diciamo che la Francia è una delle nazioni, anzi è la nazione che forse ha maggiormente preso posizione, condannando sotto certi punti di vista quello che è stato fatto da Israele e Stati Uniti, appunto fuori dal diritto internazionale. Dall'altra parte però dice dobbiamo proteggere i nostri alleati, un tema che è sicuramente importante. Nel frattempo le offese a Starmer e le minacce a Sanchez, leggiamo gli alleati che dicono no. Trump sul premier britannico, non è Churchill, Madrid risponde al ricatto commerciale dei leader degli Stati Uniti, siamo un membro chiave della NATO, la Commissione garantiremo sempre la piena tutela degli interessi dell'Unione Europea. Ecco, da queste piccole frasi notiamo appunto come l'Europa sia divisa in tal senso riguardo a quello che sta succedendo in Iran, ma soprattutto alla posizione da tenere nei confronti degli Stati Uniti e nei confronti di alcuni di quei territori che appunto rientrano in territori chiave per quanto riguarda l'energia, ma che soprattutto rappresentano degli alleati di alcune forze europee, come ha detto appunto Macron. La questione energetica, questo è l'altro punto della contesa in tutti i sensi che si è aperta in Medio Oriente, che si è allargata in Medio Oriente. Sul Sole 24 Ore, shock su gas e petrolio, borse, Unione Europea a picco, le bombe sull'Iran, Teheran contro l'Europa, questo si parla con la guerra in Medio Oriente, il prezzo del gas raddoppiato, con i media che parlano del figlio di Khamenei, appunto eletto nuova guida suprema, e con Trump che invece dice che le difese iraniane sono ormai KO. Questo sul Sole 24 Ore, ma su Milano Finanza troviamo altre notizie legate proprio alla borsa, legate all'economia. Una borsa alla canna del gas, così si legge, in pochi giorni il prezzo del metano è salito del 90%. Meloni intanto incontra i vertici di Eni e Snam per prendere delle contromisure. Piazza Affari parla di un meno 3, anzi chiude con un meno 3,9%, praticamente il 4%, meno pesante in questo caso Wall Street, e vedremo come andranno le cose nella giornata di oggi. Intanto appunto come viene visto il conflitto e l'appoggio eventuale dell'Italia o delle altre forze europee sui quotidiani nazionali. Andiamo a vedere alcuni di questi. Il Giornale, ad esempio,
parla di un nemico in casa. Mentre Teheran minaccia l'Europa, gli islamisti italiani piangono l'Ayatollah. Nel cuore della movida milanese, a 2 passi da noi, c'è chi commemora i terroristi, e quel terrorista, per l'esattezza, si chiama Ali Khamenei, defunto vertice della Repubblica Islamica, assassinato nel recente attacco israelo-americano. Il centro islamico Imam Ali ha messo in atto una cerimonia funebre. Questo scrivono sul giornale, ma non c'è solo questo, ovviamente c'è anche la posizione dell'Italia, indagata in questo caso dal Fatto Quotidiano con questo titolo: i paesi europei già sparano, intanto Meloni fugge dalle Camere. Francia e United Kingdom, la Gran Bretagna, battono i droni iraniani e inviano navi e jet. Si muovono i sunniti, Emirati e Qatar pronti a difenderci. Salvini intanto smentito sulla Premier. C'è un po', almeno la sensazione, secondo il Fatto Quotidiano, è quella di un immobilismo dell'Italia in tal senso, mentre sul manifesto ci si concentra sulla situazione europea, e tanto è vero che il titolo è "Prova di forze", ovviamente con la S e non con la Z. Trump smentisce Rubio, sorpassa Israele, schiaffeggia l'Europa, davanti al cancelliere Merz va in scena l'assenza di strategia nel Golfo e la sindrome di onnipotenza degli Stati Uniti. Insomma, un attacco da parte del manifesto sia a quello che sta facendo gli Stati Uniti soprattutto, sia a ciò che l'Unione Europea fa in modo appunto frammentario, come abbiamo visto. Il conflitto sempre più ingestibile, Teheran devastata dalle bombe, il Libano intanto invaso da Tel Aviv. Come sempre facciamo vedere un po' tutte le campane, diciamo così, per farvi capire quella che poi è il modo di interpretare la notizia, chiaramente, dei vari quotidiani, come ad esempio il Riformista, che fa vedere questa foto particolare in cui il titolo è questo: l'Italia c'è, vertice a Palazzo Chigi, ultime ore per decidere sull'Iran, e poi chiaramente ci dovrebbe essere in tal senso, poi vedremo chiaramente l'intervento dell'Italia, e anche su questo sicuramente si scateneranno le polemiche da parte delle varie forze in campo. Vi riporto per un attimo sul nostro sito, su siciliaweb.it, per riportarvi nuovamente sulla prima pagina, con appunto che si è modificata nel frattempo con le novità legate al terremoto a Catania, con Trantino che chiude le scuole, con i danni a Ragalna. Ripetiamo, il terremoto con una scossa di magnitudo 4.5 alle 7.05 della mattina. Niente lezioni nel capoluogo e in altri comuni, con la mappa che vedete sotto il titolo che indica appunto l'epicentro di questo terremoto. Ricordo sul nostro sito Sicilia Web tutte le notizie, alcuni servizi dei nostri telegiornali, ovviamente la possibilità di connettervi per andare a dare un'occhiata. Questa è appunto la nostra diretta in questo momento, e poi arriviamo proprio alla parte dedicata allo sport, a cui dedicheremo gli ultimi 3 minuti di questa nostra rassegna stampa, proprio dandovi questa notizia che è legata alla partita del Catania a Benevento, partita che Telecolor, lo ricordiamo, trasmetterà in diretta domani a partire dalle 19:30 con un lungo prepartita e poi la gara dalle 20:30, ma la notizia del giorno, anzi della serata di ieri, è il clamoroso dietrofront per quanto riguarda i tifosi del Catania al seguito. Si va verso lo stop alla trasferta dei tifosi rossazzurri, perché la decisione del prefetto di Benevento è attesa in mattinata. Sarebbe un provvedimento d'urgenza, leggiamo, maturato solo nelle ultime ore, che deriva appunto dall'attività congiunta della Digos di Catania, Cosenza e Salerno, secondo cui esiste un rischio concreto di scontri, visto che nello stesso momento si sposterebbero i tifosi del Catania, ma anche quelli della Cavese verso Crotone, del Cosenza verso Potenza. Che cosa dovrebbe succedere? Che la decisione potrebbe portare alla chiusura totale del settore ospiti o al divieto di trasferta
per i residenti in Sicilia, con lo stop però che coinvolgerebbe tutte le tifoserie, dunque anche quelle di Cosenza e Cavese, ed è una notizia che certamente, se magari può essere giustificata sotto l'aspetto dell'ordine pubblico, crea comunque polemiche perché è arrivata dopo l'attivazione della prevendita che aveva portato al tutto esaurito nel settore ospiti del Vigorito per la partita di domani. Lasciamo il nostro sito per riandare invece nuovamente sui quotidiani per parlare invece di calcio giocato. Ci sono sulla Sicilia le parole, per restare in tema Catania, di Calaiò, corsa al vertice, un successo a Benevento potrebbe riaprire i giochi, dice l'ex bomber rossazzurro, 2 organici validi, i rossazzurri hanno pagato l'assenza in contemporanea di uomini come Cicirelli, Forte di Tacchio. Questa però è una partita in cui si parte alla pari, spero tanto che gli etnei vadano in Serie B. Una parentesi legata alla Repubblica Palermo anche per il Palermo, anche perché c'è una partita importante contro il Mantova questa sera al Barbera dopo il KO di domenica a Pescara. Uno scivolone può sempre capitare, ma restiamo forti, dice chiaramente Inzaghi. Il Mantova per cancellare Pescara e Inzaghi che dice nulla è compromesso. L'ultimo sguardo lo diamo invece alla Gazzetta dello Sport, perché ieri si è giocata la prima, per la verità noiosa, semifinale di Coppa Italia, 0-0 a Como, fra Como e Inter, e dall'altro lato dunque l'Inter che va al minimo e dall'altro lato c'è il Milan che tratta il rinnovo per Leao, che sarà sicuramente un protagonista del derby di domenica sera, proprio fra prima e seconda in classifica, fra il Milan secondo e l'Inter prima. Ci fermiamo per la nostra rassegna stampa, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.